bene. Benissimo direi. Allora, ovviamente mi devo fermare perché sennò vi viene mal di testa. Va bene. Però vi potreste iscrivere al canale nel frattempo, qualcuno nuovo che magari ha visto. In copertina, non tengo il microfonino, però vi porto a vedere un po' il panorama. Non c'è male. Allora, in copertina io ci metto Lukaku che abbraccia Neres. Vista, non vista, sentita per radio, insomma, stavo parcheggiando, tutte le cose. Però Lukaku, la prima cosa da dire è la presenza di Lukaku in panchina, perché ho visto che proprio lui ad abbracciare, poi quando abbraccia Højlund, una cosa incredibile. Il secondo tema che va in copertina, l'ho fatta raffazzonata, così voi mi lasciate il like lo stesso. E il gancio destro-sinistro di Maignan. Signori, l'intenzione del fallo. Io mi ricordo quando l'intenzione del fallo bastava per dare rigore, così. Quella è espulsione e rigore. E chiariamoci su questo, perché io posso anche, quell'azione là l'ho vista, quella di Rabiot che da terra scalcia da dietro. Non vogliamo dire niente, va bene. Però, considerando che stavamo giocando fuori casa, e questo era vero perché tutta la rabbia stava tifando per il Milan, e questa è la verità dei fatti, quando pigliava palla il Napoli il silenzio si abbassava. Però il mago Zufferlì, vorrei parlarne, ma le parleremo poi domani, perché domani faremo un'ampia analisi e mi divertirò, perché se qualcuno ha visto il video di oggi, di stamattina, di prima, io mi stavo concentrando sulla possibilità che con Elmas si potesse anche cambiare modulo. Credo, e mi fido degli amici bellini di Telegram, perché sono quelli tattici che lo sanno, eccetera eccetera. Ho chiesto a Valentina, che se l'è guardata proprio per me. Siamo rimasti a 3, quindi Di Lorenzo braccetto, Elmas e Neres un pochino dietro Højlund, e Højlund credo sia il tema, perché da quel poco che ho visto ha fatto una partita straordinaria. Il gol che fa Højlund onestamente è un gol di una bellezza, di una difficoltà, di una precisione, di una potenza, che Maignan vallo a prendere. Mi metto più bello così. Bello. Quindi godiamocela. Quindi non ho indovinato il fatto che Conte potesse cambiare modulo, e quello va bene così, però ho indovinato che il Napoli andava forte, che il Napoli sarebbe andato forte e che non c'era un'altra partita da fare, non lo so, il duello eccetera eccetera, si sarebbe andati forti. Scusate l'italiano. E credo che così sia stato. Poi l'analisi sarà ancora più bella, perché mi posso godere tutte le azioni e le cose senza il patè del risultato. Andiamo in finale, quello che succede. Però sono molto molto contento. Højlund assist e gol. Giù le mani da Højlund, perché ho sentito gente dire cose insulse, e quindi che soddisfazione, chiedo scusa di non esserci, purtroppo il lavoro è il lavoro, ma è il lavoro anche YouTube. Questo è la musica è il mio lavoro di notte, e YouTube è il mio lavoro di giorno, e la gente deve capirlo, perché a un certo punto ho aperto il computer, dobbiamo provare le sequenze, le basi per la musica eccetera eccetera, mi sa partita ho messo la partita perché ha segnato il Napoli e dovevo capire come. Quindi Neres che raccoglie l'assist di Højlund, e Højlund fa un gol veramente pazzesco. Il resto nei dettagli, ecco, quello che mi hanno detto e che mi fido è che qua Jesus e Rachmani addosso a Pulisic e Nkunku. Poi questa l'ho vista io per primo, che insomma in alcune marcature Di Lorenzo andava a seguire Rabiot fino in fondo. Io non riesco a fare un video solo ma mi giù, mi interessa la tattica tantissimo, però quello è per domani. Oggi è semplicemente per sfogare, per godere insieme a voi, e la soddisfazione, insomma, ci davano per spacciati, ci davano per morti, perché Allegri ha fregato Conte eccetera eccetera. No, ma questa volta no, e non si può pensare che, insomma, ero fiducioso, e per una volta con la fiducia si prende e si porta a casa una bella vittoria, netta, credo sia stata netta.
Poi, per quanto riguarda l'arbitraggio, farò un'analisi ancora più approfondita, perché non lo posso sopportare. E non mi dite, se qualcuno proverà a dire no, ma quello si è liberato, si è sbracciato perché Politano, è lui che gli è andato, l'ho vista benissimo l'azione, è proprio Maignan che gli va addosso e poi gli dà anche il gancio finale. E non è possibile che tu lasci in partita una squadra che deve stare uno in meno, forse due in meno, eccetera eccetera. Ma va bene, diciamo, va bene così, non ci facciamo prendere dalle cose. L'importante è che io mi ricordo l'altra Supercoppa, quando poi vincemmo con la Fiorentina, ricordate Zerbin? Eppure in quella finale poi con l'Inter, se non mi sbaglio, ci fu un'espulsione. Eppure ce la stavamo giocando, c'era Mazzarrone, ce la stavamo giocando, eppure no. Quindi non lo so se ci possono far giocare a calcio. Giochiamo a calcio in Arabia, dove ci sono pochi tifosi del Napoli, che così, però se vinci possono aumentare, si possono affezionare ai colori. Non è detto che le maglie debbano essere per forza a strisce, si possono essere maglie di una tinta unita, bella, azzurro, bellissimo. Quindi azzurro fluido. Vi abbraccio, vi bacio. Ci saranno altri temi, me li sviscererete nei commenti, io li leggerò mentre suono, perché sono un grande professionista. Quindi mentre suono mi guardo i vostri commenti, i vostri like, le vostre cose. Vi voglio bene. Calma, Conte out.